farei, tanto sarà un po' l'introduzione che farai, immagino. Beh, adesso lì sarà più articolata. Ok. Sì, no, la CGIL ha deciso di aprire una grande campagna nel Paese, iniziando dalla consultazione straordinaria dei propri iscritti. Il tema è quello di una nuova proposta, una carta dei diritti di tutte le persone che lavorano. Oggi ormai il lavoro è cambiato, buona parte del lavoro non si svolge più dentro i luoghi di lavoro, ma spesso prende le forme della precarietà o anche di una forma di lavoro autonomo, in cui però spesso molti ragazzi si trovano come partite IVA in realtà a lavorare per un'impresa che poi alla fine, diciamo, perfezionerà i prodotti e li venderà. Il lavoro quindi non è più solo dentro i luoghi di lavoro. Da questo punto di vista la CGIL ha deciso di proporre, con la forma della legge iniziativa popolare, una carta dei diritti universali del lavoro che si vuole applicare non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai cosiddetti parasubordinati, ma anche alle partite IVA, cioè un insieme di diritti comuni, ovviamente con delle specifiche rispetto alla condizione di lavoro, ma dei diritti comuni, proprio per evitare che succeda, come è successo in questi anni, che diverse forme di lavoro vengono in realtà messe in contrapposizione, mentre alla fine sono tutte persone che lavorano per produrre ricchezza in generale per il Paese. Quindi ci vogliono dei diritti comuni. E i diritti sono soprattutto diritti di libertà, di dignità, di garanzie, di salubrità, di correttezza dei rapporti con le imprese, quindi una serie di diritti di base che devono essere comuni fra tutte le forme di lavoro. Questo è il significato sostanziale di merito. Su questo noi apriamo oggi la consultazione straordinaria degli iscritti e delle iscritte della CGIL e dopo raccoglieremo centinaia di migliaia di firme per una legge di iniziativa popolare che consegneremo al Parlamento.